Oggi siamo in compagnia del presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri, che ha presentato il premio in memoria di Dino Marchi. Presidente, allora, innanzitutto chi è Dino Marchi e come mai un premio in suo onore? Dino Marchi è stata una figura apicale nella storia dell'associazione di AIS Veneto, è stato uno dei presidenti che ci ha preceduto in questi anni recenti, è venuto a mancare recentemente nel 2014 dopo un breve mandato in realtà, ma Dino Marchi per il Veneto ha rappresentato qualcosa di molto importante. Già ristoratore nel mondo della ristorazione trevigiana, poi delegato di AIS Treviso, una figura che poi ha avuto anche incarichi anche a livello nazionale, quindi una figura diciamo, che ha trasmesso molto sul piano dello stile diciamo, e del modo di investire impegno, ingegno e creatività nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza. Non a caso appunto è un premio dedicato all'accoglienza e all'enoturismo. Certo, dici bene, in buona sostanza insomma, ci piaceva recuperare questa attitudine, questa sensibilità che Dino Marchi ha sempre avuto nel valorizzare i giovani e i nuovi talenti. Quindi abbiamo dedicato questa borsa di studio a dei ragazzi che partecipano attivamente all'interno di due master universitari, uno è quello di Fondazione TS Turismo, è un master in Restaurant e Business Management, e l'altro è un master in seno all'Università Ca' Foscari, è un master di cultura del cibo e del vino. Quindi un tessuto, diciamo, un target già molto selezionato, già molto avvezzo diciamo, a coltivare se stessi nella formazione dell'accoglienza e della ristorazione. Abbiamo puntato su questo tipo di interlocuzione, abbiamo raccolto, devo dire, anche un interesse, quasi un entusiasmo da parte di queste due istituzioni e abbiamo cercato, come dire, di chiudere un po' il cerchio. Si tratta sostanzialmente di una prova che prevede l'elaborazione di un itinerario vero e proprio, un itinerario di tipo enoturistico, ma che arriva al vino con punti di partenza diversi, concentrandosi principalmente sulla cultura, sull'arte, sulle bellezze architettoniche del territorio che in Veneto non mancano sicuramente, con l'obiettivo magari in qualche modo di valorizzare percorsi meno noti, spazi meno sotto i riflettori. Il Veneto è ricchissimo ancora di spazi totalmente inesplorati. Certo, anche e soprattutto con il punto di vista di un giovane, quindi che può dare freschezza anche al vostro progetto Vinezzi, che è già noto, è già stato presentato di recente a questo ottobre. Sì, diciamo che in questo ci faceva anche molto gioco puntare a un'idea che l'elaborazione di un itinerario potesse anche passare attraverso canali diversi, anche meno informali, anche meno tradizionali. Quindi la lettura delle nuove generazioni secondo me e secondo noi è altrettanto, devo dire, utile alla causa. Quindi non abbiamo messo limiti all'uso degli strumenti, in qualche modo abbiamo chiaramente inquadrato l'argomento invitando i ragazzi a lavorare sulle 8 aree che rappresentano le aree di riferimento della nostra guida regionale, però cercando di valorizzare gli strumenti più vari. Certo, allora non vediamo l'ora di scoprire gli itinerari dei vincitori del vostro progetto. Li vedremo in quel di Treviso, il 14 maggio chiudiamo questa manifestazione con la consegna ufficiale del premio. Entro fine aprile i ragazzi presenteranno i loro elaborati, una commissione mista dove saranno coinvolte diverse figure valuterà queste produzioni e poi il 14 maggio in centro a Treviso a Palazzo Rinaldi consegneremo il premio.